Assessore Trupia, ci sono delle novità relativamente alla raccolta differenziata, se ce li vuole illustrare? Sì, più che novità relativamente alla raccolta, che rimane sempre come è stata. Oggi noi vogliamo portare a conoscenza di questo nuovo progetto che è la comunicazione, l'informazione e la sensibilizzazione che stiamo portando avanti con le imprese che gestiscono il servizio. Questa campagna, che fino ad ora non è stata fatta così in maniera capillare, da questo momento in poi sarà fatta anche diciamo, con cadenza mensile, perché è intenzione di questa amministrazione informare e sensibilizzare i cittadini che la differenziata, che è già a buon punto, siamo intorno al 70-71%, occorre dare un'ulteriore spinta per far sì che ne abbiamo maggiori benefici. Assessore, ecco, lei può fare un bilancio sulle criticità che ha trovato nel corso della gestione della delega da quando appunto si è insediata l'amministrazione Miccichè? Ma le criticità sono quelle che sono sotto gli occhi di tutti. Abbiamo un problema di spazzatura, di sacchetti che vengono abbandonati e su questi stiamo cercando di porre rimedio. C'è anche la problematica relativa all'isola ecologica di Piazzale Ugo Amalfa che speriamo entro il mese di maggio di trasferire definitivamente presso l'isola ecologica di Fondacazzo e quindi togliere dal centro città tutte le problematiche inerenti a quest'isola ecologica. Ecco, si parla appunto di San Leone e di differenziata, una novità appunto. Sì, allora San Leone che da parte nostra è attenzionata in maniera particolare, considerato che dalla provincia si riversano tutti a San Leone. Noi abbiamo iniziato fin dalla settimana scorsa e continueremo a farlo anche questo fine settimana di distribuire lungo tutto il lungomare e Piazzale Giglia ulteriori contenitori di vetro e di plastica per far sì che ognuno abbia la possibilità di conferire in maniera corretta. Sull'aumento della Tari? Non c'è nessun aumento della Tari. Le zone periferiche sono quelle forse meno attenzionate, dove le problematiche sono sempre in addivenire. Cosa ci può dire? Allora, le zone periferiche hanno l'attenzione da parte di questa amministrazione. Sicuramente stiamo cercando di potenziare il servizio di discerbamento, a breve entreranno in funzione altre 8 squadre per il discerbamento che saranno utilizzate per un periodo limitato di circa 6 mesi e quindi anche le periferie avranno l'attenzione che meritano. Il controllo invece che solitamente aveva avuto un'impennata, mi riferisco alle telecamere che filmavano chi diciamo, buttava fuori non faceva la differenziata, a che punto è? Allora, noi stiamo cercando di attrezzare la nuova diciamo, l'isola ecologica di Fondacazzo con un servizio di videosorveglianza, ma anche la zona di Piazzale Ugo Amalfa che sarà sguarnita dell'isola ecologica verrà anche fornita di videosorveglianza per evitare che poi la zona diventi luogo di abbandono di rifiuti. Sindaco, continua la campagna sulla raccolta differenziata, un bilancio finora della sua attività da quando è sindaco in tal senso? Vabbè, il bilancio penso che sia positivo rispetto alle aspettative. Certo non abbiamo ancora raggiunto i massimi obiettivi, quelli che ci eravamo prefissati anche in campagna elettorale. È un proseguo dell'attività amministrativa per quanto riguarda questo settore. Oggi siamo qui in conferenza, daremo un po' di spiegazione anche perché deve partire la campagna divulgativa, informativa alla cittadinanza. Cercheremo anche di trovare anche altre soluzioni, qualche modifica sull'attuale raccolta, vediamo come ottimizzare il servizio. Ho fatto un'ordinanza che sarà in vigore fino al 30 di giugno nei weekend, proprio per evitare diciamo, lo scempio che ogni volta si viene
a trovare, a vedere lungo le nostre coste, nei marciapiedi, perché nonostante abbiamo potenziato i carrellati e comunque la possibilità di poter conferire in dei contenitori il vetro e altro, purtroppo questo non è stato accolto da parte della cittadinanza, e quindi vediamo di trovare altre soluzioni. Un appello che lancia ai cittadini qual è? L'appello è quello di darci una mano d'aiuto, perché siamo tutti cittadini, e cercare di mantenere sempre più pulita la città e il rispetto anche delle regole.